Buongiorno, ben ritrovati in diretta come ogni giorno e tanti collegamenti, tanta la cronaca e però in primo piano dobbiamo parlare della strage di Suviana, la strage degli operai, l'avete sentito, davvero una tragedia che ha colpito tutta l'Italia ma anche il Veneto, perché c'è un veneziano tra le 5 persone rimaste ustionate nell'esplosione della centrale idroelettrica di Bargi in provincia di Bologna, sulla sponda sud del bacino artificiale di Suviana, sull'Appennino bolognese. Nell'incidente avvenuto intorno alle 16 di ieri, martedì 9 aprile, sono morti 3 operai, 5 quelli rimasti feriti e trasportati in ospedale e una persona, fra l'altro, di questi 5 è davvero in pericolo di vita e purtroppo delle ultime ore che uno dei dispersi è un cittadino, un operaio di Ponte San Nicolò nella provincia di Padova. Fra poco ci collegheremo anche con la nostra Chiara Gaiani per fare il punto della situazione. Sappiamo che la famiglia è appena partita per raggiungere il luogo e questa è davvero una corsa contro il tempo da parte dei vigili del fuoco che stanno cercando queste persone. L'esplosione ha causato, l'avete sentito, un crollo e l'inondazione dei locali al piano inferiore. La zona dove è avvenuto l'incidente si trova a 30 metri sotto il livello dell'acqua. Tra le ditte, fra l'altro, impegnate nei lavori c'è anche una ditta di Noventa padovana. Insomma, davvero, lo vedete, sono al lavoro, una corsa contro il tempo, purtroppo dicono una speranza che si sta riducendo al lumicino e più passano le ore più purtroppo questa speranza si riduce, ma insomma noi davvero speriamo che venga trovato qualche sopravvissuto. Come detto, ce l'hanno confermato i vigili del fuoco, davvero una corsa contro il tempo. Ed andiamo a Verona, purtroppo ancora con la cronaca. Un senza tetto di origine romena è stato trovato morto all'alba di oggi a Verona. Il corpo dell'uomo, 59 anni, è stato scoperto dagli operatori di AMIA, l'azienda comunale di igiene ambientale, accanto ad una panchina davanti alla chiesa di San Tommaso. Probabilmente a causa dell'alcol l'uomo potrebbe essere caduto a terra. I soccorritori lo hanno trovato con il volto tumefatto, conseguenza verosimile della caduta, ma la causa del decesso potrebbe essere stata anche un improvviso malore. Il corpo è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Verona a disposizione del magistrato che dopo i primi accertamenti esterni potrebbe valutare di disporre l'autopsia. Ed ora la vedo pronta sul nostro schermo la nostra Edi Kaliman alla festa della polizia. Lo sappiamo, oggi cerimonie in tutta Italia. Andiamo a Treviso. Edi, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo all'interno della suggestiva ex chiesa di Sant'Eonisto a Treviso, dove si sono appena concluse le celebrazioni per la festa dal 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, una piccola chiesa che era gremita di agenti della polizia, alte cariche istituzionali. Presento il vice sindaco Alessandro Manera, presente anche lui alla celebrazione. La questora ha fatto un lungo e importante discorso, tanti temi trattati, un bilancio dell'anno passato, una Treviso ha fatto un punto un po' su Treviso e sulla sicurezza della città. Che tematiche ha affrontato, vice sindaco? Buongiorno a tutti, ha affrontato tematiche diverse, un discorso sicuramente molto importante che ha tracciato non solo i temi dei reati all'interno della città ma in tutta la provincia, come è giusto che esso sia, e come sono cambiati i reati in questi anni in cui ha definito quasi archeologia poliziesca reati come le rapine in banca o in posta, gli uffici postali, perché chiaramente anche per la questione della moneta elettronica, ma sicuramente per i sistemi di controllo avanzati sono quasi scomparsi, e l'evoluzione in altri reati come le truffe online o la cibersicurezza, oppure tutti quei reati connessi alle nuove tematiche del digitale e che aumenteranno sicuramente con l'intelligenza artificiale. Interessante il fatto del passaggio su quello che sono le modalità di queste famose o famigerate baby gang all'interno della città, in cui si è capito che è un disagio giovanile che noi riteniamo, e come ha più volte detto il sindaco, che vada curato soprattutto non tanto dalla Polizia di Stato, che è l'elemento finale della repressione di certi fenomeni,
quanto all'interno delle famiglie, con dei comportamenti diversi e probabilmente tornando a dei metodi coercitivi verso questi ragazzi, di capire qual è il rispetto delle regole, del convivere civile e del rispetto della città tutta. In merito a questo, Daniela, sentiamo le parole della questora De Bernardin. In questa provincia ha assunto da tempo centralità il tema della sicurezza urbana, ovvero la vivibilità e la fruibilità delle città, e con il connesso fenomeno, quotidianamente agli onori della cronaca, delle belli gang. In questo anno le forze di polizia, in raccordo operativo tra loro e con le polizie municipali, hanno proseguito e intensificato i servizi per garantire il sicuro e tranquillo svolgimento della vita cittadina, anche con l'ausilio dei militari dell'esercito del dispositivo Strade Sicure. Sono aumentati del 40% i servizi di controllo del territorio, ad opera soprattutto delle pattuglie della volante, con l'incremento del 30% dei servizi di rinforzo degli equipaggi del reparto prevenzione crimine nel capoluogo e in provincia. Mentre sono diventati costanti i servizi di vigilanza in occasione dei momenti di aggregazione dei giovani, l'attività di contrasto ad azioni illegali commesse ha portato la squadra mobile, le volanti, i presidi della polizia ferroviaria e il commissariato di Conegliano all'individuazione, denuncia e arresto di molti dei responsabili, con l'allontanamento dai comuni della provincia di 53 soggetti pericolosi per la pubblica sicurezza. 29 i provvedimenti di divieto di accesso a bar e esercizi pubblici adottati nei confronti di pregiudicati ritenuti pericolosi. Ma, come ho premesso, il cambiamento delle dinamiche sociali non consente più di cullarsi nel ricordo di idilliaci tempi andati. Al di là delle condotte costituenti reato, che vengono puntualmente affrontate con gli strumenti di diritto penale, il fenomeno che affligge tanto allarma questa comunità, propriamente definibile come intemperanza giovanile, non può essere contenuto unicamente con l'azione di polizia, ma deve essere affrontato alla radice con progettualità per la diffusione nei giovani e negli adulti della cultura della legalità e del rispetto. Queste dunque le parole della questora, l'avete sentito, si parla di sicurezza, abbiamo parlato più volte anche di giovanissimi coinvolti in reati e torniamo a parlare proprio della rissa in Vicolo Rialto a Treviso, collaborazione tra la vittima e il padre del 17enne arrestato che dice trasformare l'aggressività in sport. Ci siamo già incontrati, abbiamo già preparato determinate cose, ci incontreremo di nuovo fra un mese e andremo avanti per la nostra strada, come è giusto come abbiamo deciso di fare. A parlare è il padre del 17enne arrestato per la rissa in Vicolo Rialto. L'incontro dopo l'uscita dalla questura, l'uomo ha voluto un faccia a faccia con Luca Gobbo, il professionista fiscale residente in Svizzera, brutalmente picchiato per difendere una donna dai suoi insulti. Lui ha espresso quanto gli dispiaceva tutto quanto e mi ha chiesto come stavo e poi ci siamo abbracciati. A lui gli sono venute le lacrime e a quel punto lì l'ho abbracciato io. La vittima e la famiglia del ragazzo hanno deciso di lavorare insieme per trasformare l'aggressività dei giovani in attività sportive, cercando di fare del ragazzo un esempio positivo per gli altri. Vediamo di eliminare questo trauma qui e di trasformarlo in una cosa giusta e serena che abbia modello anche per altri genitori e altri bambini che si trovano in condizioni del genere. I genitori del ragazzo hanno chiesto al giudice di tenerlo in comunità fino al processo e hanno anche richiesto un test tossicologico per comprendere meglio le sue azioni. Luca, dalla Bulgaria per lavoro, padre di 2 gemelli, cerca di farci capire perché un minore alle volte può arrivare a comportarsi in modo violento. Di solito è frutto di tantissime cose, di cose molto evidenti, tipo sostanze, tipo brutte compagnie, tipo esperienze e poi anche mancanza di cose elementari umane, tipo attenzione, affetto e non solo dai genitori. Se non c'è nessuno che prende per mano la nuova generazione e gli insegna come trasformare ad esempio frustrazione in creatività o aggressione in prestazioni sportiva, non arriviamo da nessuna parte. Lei ha definito un eroe il padre del ragazzo, per quale motivo?
per il semplice motivo che lui fa da esempio per gli altri genitori che non sanno come comportarsi. Lui consapevole, sì, vuole salvare il figlio, ma in una maniera efficiente. Non tutelarlo quando che non è giusto di tutelarlo e non abbandonarlo quando che non è giusto di abbandonarlo. Gli sta dietro, però dice: tu devi scontare la tua pena. Abbiamo parlato di giovanissimi e potrebbe essere stato un gruppo di minorenni vistisi aggirare in zona a provocare ieri sera un incendio ad un fienile a Collumberto, le indagini in corso. Si tratta di capire adesso se è stata una bravata, una stupidata, per non dire un gesto criminale. I carabinieri stanno facendo le loro indagini e ci auguriamo che arrivino presto al dunque. I carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto sospettano che sia di origine dolosa l'incendio divampato in un casolare a 2 piani ormai disabitato, adibito a fienile e ricovero attrezzi in via Conge a Colle Umberto, di proprietà di un 60enne del posto. Il fuoco ha raggiunto il tetto in legno e i danni sono stati ingenti, malgrado il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Un gesto volontario oppure un'imprudenza le cause del rogo? Un gruppetto di giovani è stato notato nei pressi dello stabile poco prima dell'incendio. Il sindaco, che si è recato personalmente sul posto e ai proprietari di immobili vuoti suggerisce di installare delle fototrappole, invita gli eventuali responsabili a farsi avanti. Ci sono testimonianze di persone che abitano lì vicino e i carabinieri già qualcosa sanno, quindi l'invito è che si facciano avanti, che è meglio per tutti. Ed ora andiamo a Venezia, perché questa mattina si è svolta a Mestre la fine della festa del Ramadan. Alla vigilia c'era qualche timore per l'ordine pubblico dopo gli scontri tra le due fazioni della comunità bengalese a Mestre. Ce ne parla, lo vedo sullo schermo, il nostro Filippo Fois. Filippo, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, effettivamente c'era qualche preoccupazione. Come sapete, come vi abbiamo raccontato, le ultime giornate, anzi le ultime serate sono state contraddistinte da degli scontri interni alla comunità bengalese di Mestre, che si era letteralmente, una parte della comunità si era spaccata in 2 fazioni che si stava affrontando a più riprese anche in maniera violenta. Per questo motivo sono state adottate questa mattina al Parco Piraghetto, dove da sempre, o meglio da qualche anno, si svolge la festa di fine Ramadan, particolari accorgimenti sia da parte dell'organizzazione che da parte delle forze dell'ordine, che hanno presidiato l'area, devo dire con molta discrezione. Fortunatamente la mattinata si è svolta senza incidenti. Da parte della comunità c'è stata una presa di posizione molto forte. Ricordiamo che la comunità bengalese a Mestre conta 10.000 persone, il che significa che è la più ampia tra quella musulmana e sostanzialmente moltissima, quasi la maggioranza delle persone che si trovavano oggi qui al Parco Piraghetto di Mestre è di origine bengalese. Io direi che possiamo ascoltare cosa ha detto Prince Olader, che è presidente di un'associazione della comunità bengalese di Mestre, al termine della manifestazione. Com'è andata? Dal punto di vista dell'ordine pubblico c'era stata qualche preoccupazione? Allora, dal punto di vista di pubblica sicurezza è andato molto bene, perché oltre al nostro staff c'erano delle pattuglie della polizia, dei carabinieri e della polizia locale che hanno presidiato fuori dall'area, però è andato molto bene. Noi immaginavamo che andava così, però comunque nel dubbio avevamo cercato comunque di rafforzare un po' lo staff e abbiamo chiesto anche una mano alle forze dell'ordine che ci hanno supportato. Ha avuto modo adesso di parlare anche con la sua comunità, qui siete in circa 2000 persone. Qual è il polso della comunità, anche per quello che riguarda gli ultimi problemi che ci sono stati? Guardi, purtroppo quello che è successo nell'ultima settimana è un episodio molto grave, tanto che anche il nostro imam ha ribadito che questi comportamenti, questi modi, questi tipi di aggressioni che sono successi a Venezia non devono più ricapitare, perché purtroppo queste piccole cose rovinano proprio il nome della comunità, perché la comunità non è composta solo da una città, ma la comunità è composta da un paese intero e ci sono tantissime persone che vengono da tutta Italia e da tutto il Bangladesh, e quindi ci teneva anche l'imam a mandare un messaggio di pace e di tranquillità.
Secondo lei il messaggio è stato recepito e fiducioso, ottimista per il futuro? Assolutamente sì, tanto che ieri anche le due famiglie che erano coinvolti in queste aggressioni si sono ritrovati, hanno anche fatto delle foto, hanno pubblicato anche le loro foto insieme, quindi sembrerebbe tutto risolto. I problemi della comunità bengalese di Mestre riguardano l'intera comunità di Mestre. C'è stato un aumento dell'immigrazione negli ultimi 20 anni che ha letteralmente cambiato la società. Negli ultimi 20 anni, pensate, a Mestre l'aumento di immigrazione è stato del 600%, a Marghera dell'800%. Oramai più di un residente su 4, sia a Mestre che a Marghera, è di origine straniera. Per questo motivo le parole che sono arrivate oggi da Prince Aulad su una riconciliazione tra queste due fazioni sono state accolte, direi, con un sospiro di sollievo da parte di tutta la città. Daniela. Grazie Filippo, grazie, buon lavoro. Noi andiamo avanti e parliamo anche della festa del Ramadan a Vicenza. Tra le 8 e le 9 del mattino si sono mossi migliaia di musulmani tra il Parco della Pace e al Mercato Nuovo in città. I due principali centri islamici hanno organizzato due eventi diversi. Quello di Via dei Mille ha celebrato la festa della rottura del digiuno nel centro sportivo della parrocchia di San Giuseppe. Il centro culturale di Via Vecchia a Ferriera ha radunato invece i fedeli al Parco della Pace per la preghiera. Ed ora dovremo rimanere a Vicenza perché la vedo già pronta la nostra Luisa Bertini. Festa della polizia, in aumento gli ammonimenti e quindi parliamo di violenza di genere. Luisa, a te la linea. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo davanti al Teatro Olimpico dove si è appena conclusa la festa della polizia. Parliamo del 172esimo anniversario dalla fondazione, occasione anche per fare il punto sui numeri su Vicenza. Appunto anticipavi, sono raddoppiati gli ammonimenti del questore nell'arco di quest'anno, sono anche aumentate le chiamate al numero della questura e ovviamente resta caldo il fronte dei furti. Tutto questo l'abbiamo raccolto al microfono dalla viva voce del questore Dario Sallustio, che adesso vi facciamo sentire, poi la linea può tornare allo studio. Come bilancio possiamo dire che vi è sicuramente un'attività importante di prevenzione e di controllo del territorio che è aumentata, c'è però, e l'abbiamo registrato sicuramente, una maggiore richiesta di aiuto, di assistenza da parte della cittadinanza, e questo è dimostrato dall'aumento delle chiamate al 113, il nostro numero pubblico di emergenza, che sono passate da più di 40.000 a quasi 70.000, e poi dagli ammonimenti, quegli strumenti, quelle misure di prevenzione del questore che cercano di arginare il fenomeno delle violenze di genere. Devo dire qui i numeri sono esponenzialmente più alti, sono quasi raddoppiati, sono più che raddoppiati direi, e questo però io l'ho sottolineato a voler rimarcare non soltanto il maggior bisogno di sicurezza e di aiuto da parte della popolazione, ma anche la maggior fiducia che la gente ha in noi, la gente che si fida sicuramente più di noi e si affida a noi nei momenti più difficili. Per quanto riguarda il fenomeno, l'escalation che c'era stata di furti anche in appartamento qui a Vicenza? E qui la risposta è stata davvero chirurgica ed è stata importante, è stata una risposta che è emersa sia dai servizi ad alto impatto di controllo straordinario che abbiamo fatto e continuiamo a fare sul territorio, ma sia anche da una maggiore pressione infoinvestigativa. E ho dato atto durante il mio intervento all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, le nostre volanti, di essere riusciti a rintracciare alcuni degli autori di questi reati predatori, restituendo un'immagine sicuramente e una sensazione di maggiore sicurezza a tutta la cittadinanza. Dunque avete sentito, noi continuiamo ovviamente con la cronaca e ci spostiamo a Padova perché ieri c'è stata davvero un pomeriggio di tensioni tra gli studenti e la polizia che protestavano gli studenti contro il Senato accademico che ha respinto la mozione anti-Israele. Libertà per casa! Libertà! Libertà! Libertà per casa!
Mentre all'esterno dell'università si accendeva la tensione tra la polizia e gli studenti dei collettivi di Spazio Catai, dell'Assemblea Studentesca per la Palestina e Potere al Popolo, all'interno del BOI il Senato accademico respingeva la mozione che chiedeva all'università di interrompere i rapporti di collaborazione scientifica con gli atenei israeliani. 11 voti contrari, tra cui quello della rettrice Mapelli, 11 astenuti, solo 3 favorevoli alla mozione, ovvero i rappresentanti degli studenti. Siamo usciti con nulla come ne eravamo usciti a novembre, stessa identica situazione. Un IPD che si volta dall'altra parte e soprattutto la rettrice che vota contraria alla nostra mozione e che non si vuole esprimere su questi fatti. Gli studenti UDU presenti in Senato accademico lanciano una nuova mobilitazione in Piazza dei Signori questa sera per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e una revisione del bando Maecci. Il pomeriggio di ieri è stato segnato da 2 momenti di tensione quando i collettivi universitari hanno tentato per ben 2 volte di forzare il cordone di polizia che sbarrava gli ingressi a Palazzo Bo. La polizia ha spinto i manifestanti lontano dall'entrata lungo l'Easton, dove sono rimasti fino all'annuncio dell'esito della votazione che ha respinto la mozione, una decisione che ovviamente ha deluso gli studenti che hanno attaccato la rettrice. Non si capisce perché la rettrice non può parlare con gli studenti, non può avere un incontro con gli studenti come è successo in altre università e ci fa trovare la polizia schierata. Rimaniamo a Padova con la cronaca. Si terranno sabato a Tarcento, suo paese d'origine, i funerali di Valentina Urli, la giovane donna incinta di 5 mesi morta la scorsa settimana dopo il grave incidente stradale con il compagno la mattina di Pasqua. L'ultimo saluto nel suo paese d'origine, dove vive la sua famiglia. Si terranno sabato nel Duomo di Tarcento i funerali di Valentina Urli, la giovane donna incinta al 5° mese di gravidanza di una bambina, morta dopo essere uscita di strada la mattina di Pasqua a Padova, all'altezza della rotatoria tra Corso Stati Uniti e Via Messico, nell'auto condotta dal compagno. Le condizioni di Valentina, 33 anni, erano apparse da subito gravissime. Il suo giovane cuore e quello che batteva all'unisono con lei della piccola che portava in grembo si sono spenti definitivamente una settimana fa nell'ospedale di Padova, dove era ricoverata. Con il compagno Valentina da qualche tempo viveva a Fossalta di Trebaseleghe. Nel municipio della città i 2 giovani si sarebbero dovuti sposare l'11 maggio. Ha preso a bastonate il vicino con l'intento di uccidere, chiesti 8 anni di carcere per un pensionato di Piombino Dese. Il pubblico ministero ha chiesto 8 anni e mezzo di carcere per tentato omicidio aggravato da futili motivi, lesioni e stalking per un 69enne pensionato di Piombino Dese, accusato di aver bastonato un vicino di casa al culmine di una lite scoppiata nel luglio del 2021. Il processo contro l'uomo e le battute finali. Il 17 maggio è prevista la sentenza. La vittima del pestaggio è un 57enne di origine romena che si è costituito parte civile insieme alla moglie chiedendo un cospicuo risarcimento di 450.000 euro. Secondo il pubblico ministero, il 69enne ha colpito il vicino di casa a bastonate con l'intento di uccidere utilizzando un grosso bastone e un ceppo di legno mentre la vittima era girata di spalle. Il 57enne romeno ha riportato gravi ferite. Ed ora andiamo invece nel Bellunese con una notizia che è uscita oggi. Un detenuto italiano ha aggredito il direttore e il comandante di reparto del carcere di Belluno, rimasti illesi grazie al tempestivo intervento del personale in servizio. Lo rende noto oggi la CISL FNS Bellunese. L'uomo è in custodia nella sezione ordinaria della struttura bellunese. Ieri, durante una contestazione che si stava svolgendo nella sala della biblioteca dell'istituto per un procedimento disciplinare a suo carico, avrebbe scagliato prima la scrivania, poi alcune sedie verso il direttore e il comandante. La CISL FNS, dichiara Robert Darè della segreteria territoriale, denuncia nuovamente l'inadeguatezza del blocco che interessa i detenuti comuni della casa circondariale di Belluno, che necessita urgentemente di una ristrutturazione.
Ed ora sempre a Padova con un'operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato 2,4 milioni di articoli ed oltre 10.000 abiti irregolari in 2 attività commerciali nella zona industriale del capoluogo euganeo che ha sede legale a Milano. Tra gli articoli sequestrati figurano vetrinette per l'esposizione, parti di manichini, prezzatrici potenzialmente pericolosi perché senza le indicazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi nel loro uso e contro le disposizioni del codice del consumo. Il secondo controllo invece ha interessato un grossista di capi d'abbigliamento sempre nella zona industriale di Padova dove sono stati rinvenuti più di 10.000 abiti confezionati senza le indicazioni sulle fibre utilizzate espresse solo in sigle o in lingua non italiana. Ed ora andiamo invece nel Trevigiano perché ieri c'è stata un'altra udienza per il delitto di varago. In aula il video della morte di Aymen, l'avvocato Fabio Crea, legale di Elia Fiorindi, accusato dell'omicidio, ha detto: nelle immagini si vede la vittima con in mano il coltello. Vediamo. Immagini che riprendono pochi istanti prima dell'omicidio di Aymen Benameur, colpito a morte da Elia Fiorindi. I 2 ragazzi si affrontano, si strattonano. In questo breve video si vede la vittima tenere in mano un oggetto. Emerge chiaramente quello che in una prima fase non era stato evidenziato nella consulenza del pubblico ministero, e cioè il possesso del coltello da parte della vittima, che in 16 secondi, quanto erano quelli dalla comparsa delle 2 persone, della vittima e dell'imputato, fino al momento dell'accoltellamento, era tutta una fase che non era stata elaborata, diciamo così, rappresentata al consulente del pubblico ministero, e grazie alle nostre indagini difensive è emersa la visione del coltello in più momenti. In 16 secondi il brutale omicidio. Fiorindi estrae dalla giacca un coltello e colpisce più volte la vittima, che riesce a fare pochi passi e poi si accascia a terra. Secondo la difesa di Elia Fiorindi, Aymen aveva in mano a sua volta un coltello che teneva con la lama verso il basso. Il coltello sembrava tenuto sì con la lama, ma quasi fosse pronto ad essere voltato e utilizzato. Insomma, quella è una posizione che poi quelle saranno considerazioni che faremo alla fine, però non mi pare neanche in senso di minaccia quanto pronto a un'impugnatura decisa all'utilizzo eventualmente sicuro. Ecco. In quest'udienza sono stati sentiti i periti, è stato mostrato in aula il video, prima in formato originale, poi ingrandito, per cogliere quel particolare che per la difesa è ormai una verità. Aymen era armato. Diversa la posizione del legale della famiglia, secondo il quale quell'oggetto in mano ad Aymen potrebbe essere una sigaretta elettronica, ipotesi assolutamente respinta dall'avvocato Crea. Verificato l'episodio, non mi pare potesse lasciare intendere che quell'oggetto, che era assolutamente visibile e chiaro nella rappresentazione di una lama, potesse essere anche confuso con molta immaginazione per una sigaretta elettronica. Fiorindi agli arresti domiciliari viene giudicato con rito abbreviato, il che vuol dire con uno sconto di 1/3 della pena. La prossima udienza il 17 maggio, dove sarà Fiorindi a raccontare la sua verità. E faccia a faccia tra il papà di Aymen ed Elia Fiorindi, il 18enne che ha ucciso il figlio. Ci dice: gli ho chiesto perché lo hai fatto. Il papà di Aymen arriva in tribunale con la moglie, occhi arrossati, un'altra udienza, ancora tanto dolore. Appena varcata la soglia del Palazzo di Giustizia, il papà si trova faccia a faccia con l'assassino del figlio. È arrivato da solo, è entrato da solo, l'ho visto, sono andato direttamente da lui a parlare, però ho parlato gentilmente con lui, senza fare casino, senza fare niente. Lei gli ha chiesto perché l'ha fatto? Perché l'hai fatto? E lui cosa ha risposto? Come si dice, lui ha detto che chiedo scusa, non l'ha fatto apposta, non volevo neanche ammazzarlo. Tremava, ci dice il papà di Aymen, accanto la moglie che non trattiene le lacrime. Oggi i genitori della vittima hanno scelto di non entrare in aula. Impossibile, ci dice la mamma, vedere mio figlio accoltellato. È una cosa molto grande, più forte di me. Non posso vedere, solo pensare che mio figlio è morto, quella cosa mi uccide. Non posso mai vedere mio figlio
morendo. Quelle immagini molto forti non posso vederle. Lei si siede fuori dall'aula, la testa fra le mani, il papà cammina su e giù, si avvicina alla porta, ma poi fa un passo indietro. Troppo dolore, lo vedono uscire, lui torna a casa, ci dicono mio figlio non tornerà più da noi. L'avvocato della famiglia della vittima, Luciano Meneghetti, rimane convinto che oggi il video non abbia dimostrato nulla e aggiunge: l'opinione secondo cui l'investigatore, guardando il video, ha detto che la vittima aveva in mano un oggetto, che lui definisce un oggetto, non è stato confermato successivamente nell'esame dal consulente della Procura, il quale ha detto che non ha potuto confermare che la vittima avesse in mano un oggetto e men che meno che avesse in mano un coltello. Ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi ci collegheremo proprio con Ponte San Nicolò fra qualche minuto, un po' per fare il punto della situazione. Sapete che fra i dispersi di quella strage nel bolognese, strage di operai, c'è anche un padovano. Pubblicità e poi torniamo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, lo avevo annunciato prima, nella strage avvenuta nel bolognese c'è un disperso ed è un cittadino di Ponte San Nicolò, un operaio, e ce ne parla subito la nostra Chiara Gaiani, che la vedo già nello schermo. Chiara, buongiorno. Daniela, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Ponte San Nicolò con il collega Cristian Roque Allende. Ringraziamo anche Enrico Rinuncini, già sindaco, adesso assessore di Ponte San Nicolò. Sì, come dicevi tu, tra i 4 dispersi nella centrale elettrica di Suviana c'è anche un cittadino di Ponte San Nicolò, un ingegnere dell'Enel, si chiama Adriano Scandellari, 57 anni. Questa notizia è proprio letteralmente, perdonatemi il termine, scoppiata questa mattina qui nel paese, quando il parroco di Ponte San Nicolò ha inviato un messaggio a tutti i parrocchiani perché pregassero per Adriano. Fino ad allora non si conosceva questa cosa. Adriano Scandellari è una persona molto conosciuta, come tutta la sua famiglia. Tutta la comunità si sta stringendo in preghiera attorno a lui perché ci sia ancora una speranza. Enrico Rinuncini. Sì, la voglia di pregare, la necessità profonda di pregare in questo momento è proprio perché questa fiammella possa tornare ad essere una luce vera, una luce che risplenda. Pensando ad Adriano e a questa situazione drammatica scoppiata davvero ieri sera e questa mattina, che ha portato la nostra comunità in questa situazione di profondo dolore, ovviamente nel rispetto di una famiglia colpita e di una famiglia presente nel territorio, di una famiglia di un Adriano, di una famiglia molto, molto presente, molto, molto a servizio della nostra comunità parrocchiale e civile, ed ecco che quindi già se c'è un dolore in una situazione del genere è evidente che questo dolore è ancora più forte ed è ancora, come dire, una comunità ancora più stretta a questa famiglia e alla comunità parrocchiale. Tutti insieme, insomma, l'auspicio in questo momento è quella di pregare, non ci resta altro che questo, stare tutti insieme in preghiera nella speranza che qualcosa possiamo avere da Bologna, qualche notizia positiva. Le porte della chiesa sono aperte, le persone si stanno susseguendo proprio in questa vicinanza, anche se lontani fisicamente, alla famiglia di Adriano Scandellari, alla moglie, alle 2 figlie. Abbiamo sentito anche il sindaco di Ponte San Nicolò, Martino Schiavona, che proprio in questi minuti è partito per Bologna accompagnando la famiglia di Adriano Scandellari. Lo diceva prima Enrico Rinuncini, Adriano Scandellari è nato qui a Ponte San Nicolò ed è proprio una parte integrante, una bella persona, una viva persona, una persona proprio bella, presente all'interno della comunità. Sì, lui ha un'umiltà profonda, però nella sua umiltà ha un servizio enorme alle nostre comunità, alla nostra comunità, quindi a volte qualcuno diceva non sapevamo neanche che lavoro facesse, invece faceva un lavoro prezioso, un lavoro importante. Però lui era così umile, no? E quindi tuttora, insomma, purtroppo abbiamo conosciuto questa cosa
la comunità ha conosciuto questo suo ruolo importante all'interno di questa azienda in una situazione così drammatica. L'auspicio è che ce lo possa raccontare di persona, ecco, ribadisco nel rispetto del dolore di questa famiglia, ma che tutti insieme speriamo di poterci ritrovare a riflettere insieme su questa cosa. In questo momento non ci resta altro che davvero che pregare per lui. Infatti, perché tecnico dell'Enel non lo sapeva praticamente nessuno, è quasi una cosa strana questa. Magari si sapeva, ma voglio dire, lui è una persona molto umile e nel suo servizio con umiltà, lui è una bella persona, perché lui è bello così, e nella sua umiltà e presta questo servizio in comunità come nulla fosse, invece ha un ruolo così importante all'interno di un'azienda altrettanto importante. Certo, con Adriano Scandellari ricordiamo che c'è anche un altro veneto coinvolto in questa tragedia davvero che ha colpito tutti noi, tutta l'Italia, un veneziano, Sandro Busetto, che è ricoverato al centro grandi ustionati dell'ospedale di Pisa. Ovviamente qui si aspettano delle buone notizie, tutti appunto sono stretti alla famiglia di Adriano Scandellari perché ci siano buone notizie. Ecco, se non ci sono altre domande da studio, Daniela, io ti restituirei la linea da Ponte San Nicolò. Grazie davvero a Chiara Gaiani, grazie anche all'ospite, ovviamente una comunità che si stringe alla famiglia di questo lavoratore nella speranza che davvero avvenga un miracolo e che lui possa tornare a riabbracciare la sua famiglia. Come vi ho detto, davvero questa è una corsa contro il tempo da parte dei vigili del fuoco che stanno lavorando, operando ininterrottamente per cercare di trovare, recuperare i dispersi. Ed ora invece andiamo a Bassano per parlare del Tribunale. Sentiamo le novità. Nicola Finco da Vicenza, in occasione dell'insediamento del nuovo presidente del Tribunale di Vicenza, arriva l'ennesima bordata dal capoluogo sul Tribunale della Pedemontana, ma insomma vista da qui la situazione è ben diversa. Sì, innanzitutto mi dispiace che il primo pensiero del nuovo presidente del Tribunale sia proprio il Tribunale della Pedemontana, quindi l'opposizione a questo importante progetto, ma soprattutto la cosa che sconvolge è questo continuo atteggiamento da parte di Vicenza nei confronti di Bassano. Noi non stiamo facendo la guerra a nessuno, stiamo parlando di un territorio che chiede l'istituzione del Tribunale della Pedemontana, quindi non è localizzato solamente su questo territorio, ma stiamo parlando di 3 province, stiamo parlando di 70 comuni, stiamo parlando di ordini professionali e categorie economiche che a gran voce chiedono l'istituzione di questo importante presidio di giustizia, perché sappiamo che una giustizia efficiente vuol dire tempi veloci, vuol dire portare aziende sul territorio, quindi importanti anche investimenti per l'economia del nostro territorio. 12 anni fa ci avevano detto che con la riforma del governo Monti, quindi con l'accentramento nei tribunali capoluoghi di provincia, la giustizia doveva migliorare, ma dopo più di 10 anni vediamo che tutto questo non è successo. Quindi l'appello che faccio a Vicenza è di pensare a Vicenza. Noi come Bassano e come territorio della Pedemontana abbiamo tutto il diritto di chiedere l'istituzione di questo importante presidio di giustizia e sicuramente nel caso in cui andrò a rivestire la carica di sindaco di questa città, il mio impegno sarà costante e settimanale presso anche il Ministero della Giustizia perché dia finalmente una risposta concreta a quella che è un'esigenza urgente del nostro territorio. Ne abbiamo parlato anche prima quando c'era la festa della polizia e della violenza di genere nel Vicentino. Ora andiamo nel Bellunese perché nel 2023 i centri antiviolenza della provincia di Belluno hanno svolto oltre 1250 interventi per supportare le donne vittime di violenza, prevalentemente fra le mura domestiche. Quasi 11.000 i colloqui ed oltre 1.600 denunce accolte dal 2004. La morte di Giulia Cecchettin, il giusto clamore che ha suscitato, ha contribuito a risvegliare le coscienze. C'è un risveglio di coscienze collettivo, ce lo dicono forse anche i numeri delle denunce che sono sensibilmente aumentate. Sono aumentati gli ammonimenti, sono aumentati gli arresti in flagranza, sono diminuiti i tempi di intervento proprio a tutela delle donne, sono aumentate le denunce. Il primo passo per uscire dalla violenza di genere è la rinnovata consapevolezza delle vittime. La tragica morte di Giulia Cecchettin è servita ad amplificare ed evidenziare la necessità di denunciare qualsiasi stato di necessità. D'altro canto la scia inarrestabile di dolore
dolore e morte non può lasciare indifferenti. Le storie si rincorrono, si somigliano l'una con l'altra, colpiscono per la straziante drammaticità e a volte lasciano addosso la sensazione che si sarebbero potute evitare. Rimane un fenomeno strutturale, dobbiamo destrutturarlo, lo possiamo fare attraverso solo la prevenzione, attraverso un nuovo patto di corresponsabilità famiglia, scuola, società civile e politica. Martina Semenzato è la presidente della Commissione bicamerale sui femminicidi che sta lavorando da un lato sulla promozione della prevenzione anche culturale e dall'altro sugli interventi a favore delle case rifugio e dei centri antiviolenza. I fondi nelle leggi di bilancio sono una voce importante. I 40 milioni stanziati dall'ex governo Draghi dovranno essere impiegati entro la fine del 2024. Bisogna assolutamente fare una governance del monitoraggio di questi fondi affinché arrivino in tempi brevi proprio col patto tra Stato e Regione. Fondamentali la divulgazione. Domani sera a Fusine di Val di Zoldo di violenza di genere parleranno la vice procuratrice della Repubblica di Belluno Roberta Gallego con Francesca Quaglia dell'associazione Belluno Donna e la rete. Dobbiamo cercare di far capire che c'è una strada virtuosa per uscire dalla violenza di genere, che è quella della rete, che è quella di investire nella propria autonomia mentale, perché la violenza è anche violenza psicologica, non solo fisica, ma soprattutto è anche nella indipendenza economica. Il 62% delle donne vittime di violenza non sono economicamente dipendenti. Ecco che capiamo che l'investimento nell'autonomia anche economica personale aiuta queste donne ad uscire dalla difficoltà. Ed ora andiamo a Bassano, parliamo della Coldiretti in protesta al Brennero, la vedo già pronta la nostra Vanessa Banzatto. Vanessa, buongiorno. Buongiorno, io mi trovo assieme a Pietro Guderzo che è il presidente della provincia di Vicenza di Coldiretti. Perfetto. Ieri era proprio al Brennero, una situazione pesante che vogliono denunciare, qualche esempio: gli asparagi bianchi, i famosi asparagi del nostro territorio che arrivano in arrivo dall'Ungheria, il latte che poi viene distribuito nelle nostre aziende che arriva dalla Germania o dall'Austria, una situazione che sta diventando pesantissima perché soprattutto impedisce di garantire la qualità dei prodotti made in Veneto. Sì, buongiorno a tutti, è stata l'occasione per portare alla luce del sole quel che purtroppo accade ogni giorno quando centinaia se non migliaia di camion portano in Italia prodotti che richiamano poi all'italianità, ma che però italiani non sono. Abbiamo fatto una manifestazione, un presidio assieme alle forze dell'ordine, alla Guardia di Finanza e all'ICQRF, che sarebbe la repressione frodi, nel quale appunto venivano fermati camion controllati e molti di questi presentavano parecchie irregolarità. Quali sono le maggiori irregolarità che vengono riscontrate? Beh, ad esempio prodotti con la bandiera italiana, con nomi italiani, cassettine senza la provenienza, documenti di trasporto dove c'era solo il mittente ma non era segnato il destinatario, quindi ovviamente vuol dire che poi questi prodotti venivano ritrasformati o rietichettati spacciandoli per italiani, e questa è una cosa che nel 2024 non è più accettabile. Ecco, cosa chiedete voi? Beh, da ieri tra l'altro è partita anche la raccolta firme a livello europeo. Noi chiediamo l'origine dei prodotti in etichetta, non solo in Italia, per la quale avviene già in parecchi prodotti, ma in tutta Europa. Dobbiamo arrivare a 1 milione di firme, sarà nostro compito come agricoltori e come Coldiretti riuscire a portare l'attenzione dell'Europa su queste tematiche, perché l'agricoltura italiana è un'agricoltura di valore aggiunto ed è sleale il comportamento che gli altri paesi fanno nei nostri confronti e si arricchiscono sulle fatiche di noi agricoltori. Considerando anche tra l'altro tutte le certificazioni, tutti i controlli che appunto vengono fatti sui nostri prodotti, cosa che manca in quelli esteri. Certo, l'agricoltura italiana, ricordiamolo sempre, è quella più controllata di tutte. Noi chiediamo anche il concetto di reciprocità, ovvero non si possono importare prodotti dove vengono utilizzati agrofarmaci per i quali l'uso è vietato da parecchi anni, se non decenni, nel territorio italiano. È una questione di trasparenza. Trasparenza vuol dire fiducia nei confronti del consumatore, perché va bene il libero mercato, ma il libero mercato deve essere solo se c'è appunto la trasparenza, e questo l'Europa ce lo deve garantire. Anche perché tra l'altro voi pensiamo al lavoro che voi fate quotidianamente e al lavoro duro che avete fatto anche per guadagnarvi appunto la fiducia dei vostri utenti.
Sì, certo, è un lavoro quotidiano. L'agricoltura italiana non è solo produzione di cibo, ma è anche tutela del territorio, del paesaggio. Se si fa una camminata in montagna, si vedono i boschi e i prati tenuti bene, perché lì ci sono ancora aziende agricole che fanno un lavoro di pulizia. Questo non va mai dimenticato. Ripeto, il ruolo sociale e ambientale dell'agricoltura è fondamentale, perché poi crea indotto non solo per il nostro settore, ma pensiamo al turismo, pensiamo alla ristorazione. Quindi tutelare l'agricoltura significa anche creare un volano poi per gli altri settori. Un appello che viene fatto all'Europa, un appello che viene fatto anche al governo d'Italia. Sì, certo, in Italia l'origine per molti prodotti deve essere già messa in etichetta. È ovvio che la politica in generale deve farsi forza, prendere coraggio e portare questo tema a livello europeo, perché se poi gli altri paesi concorrono in maniera sleale, noi ovviamente perdiamo quote di mercato e questo non è giusto. Bene, da Bassano del Grappa, Daniela, è tutto, io ti ricedo la linea. Grazie davvero Vanessa, grazie anche al tuo ospite. Noi continuiamo a parlare proprio di questa protesta, 2 giorni di protesta al Brennero della Coldiretti con il direttore della Coldiretti Giuseppe Satalino. Intanto buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Ha sentito insomma un suo collega, noi abbiamo visto poi le immagini, davvero un fiume di giallo lungo il Brennero. Lei ci diceva 2 giorni di protesta, sì. Ma in questi anni nulla è cambiato. Sì, intanto sì, mi ricollego un po' a quello che diceva il presidente Guderzo da Vicenza. L'ultima volta che eravamo stati al Brennero era il 2015. Qualcuno ci diceva, quando organizzavamo la protesta di questi giorni, che probabilmente a distanza di più di 10 anni qualcosa sarebbe cambiata, e invece abbiamo dovuto constatare che la sfilata di quelli che noi abbiamo chiamato i tir degli orrori continua imperterrita senza nessun tipo di limitazione. Questo tipo di situazione, anche se alcune di questi blocchi insomma, erano correttamente inquadrati da un punto di vista legale e giuridico, vanno riportati a quella che è la condizione economica della nostra agricoltura. Se noi pensiamo di voler difendere il reddito delle nostre imprese, non possiamo prescindere assolutamente da una tracciabilità totale e da una etichettatura totale e complessiva dei beni che vengono proposti ai consumatori. Ed è per questo che proprio in occasione della 2 giorni del Brennero abbiamo proposto una raccolta firme a livello europeo, quindi un'iniziativa di legge popolare europea che ci vedrà coinvolti insieme ad altri 4 paesi europei, perché è obbligatorio appunto che ci sia almeno un numero minimo di paesi che supporti questa iniziativa, a raccogliere 1 milione di firme, perché se in Italia noi continuiamo ad etichettare i prodotti ma non lo fanno anche negli altri paesi, evidentemente il tutto diventa un colabrodo, non riusciamo a tenere testa a questa situazione. Anche in Italia c'è ancora da lavorare, perché evidentemente non tutti i prodotti hanno l'obbligo della tracciabilità e dell'etichettatura, e quindi tutto questo serve per rinsaldare quello che noi abbiamo definito il patto con il consumatore, cioè il fatto di essere virtuosi nella gestione delle nostre aziende agricole, proprio per dare al consumatore il miglior prodotto possibile in termini di impatti salutistici e in termini di distintività anche dei prodotti stessi. Ecco, lei diceva una raccolta firme per l'Europa, quindi una voce che deve arrivare in Europa, ma anche una richiesta per il governo italiano. Beh certo, ma col governo italiano diciamo che noi siamo in continuo contatto, insomma i rapporti sono molto buoni, riusciamo ad avere dei feedback sempre molto veloci, e devo dire che per esempio faccio riferimento all'iniziativa l'ultima iniziativa di raccolte firme che abbiamo portato a casa l'anno scorso, che era quella contro la carne sintetica, che va sostanzialmente nella stessa direzione della tutela e della garanzia della salute dei cittadini. Abbiamo trovato diciamo, una partnership molto disponibile appunto da parte delle autorità governative romane, che dopo la nostra raccolta firme hanno fatto in modo che appunto questa legge trovasse velocemente diciamo, una sua luce.
una legge che è la prima al mondo e che, devo dire, nonostante alcune resistenze da parte di qualcuno, sta diventando un punto di riferimento anche per altri paesi, alcuni stati degli Stati Uniti, così come l'Austria, così come la Germania, intanto continuiamo la Francia. a vedere le immagini Sì. di questa protesta, mi scusi. Certo, e quindi altri paesi come la Francia, la Germania, insomma, si stanno interessando e stanno provando a come dire, riproporre anche all'interno dei loro paesi questo tipo di iniziativa che noi riteniamo essere diciamo, innanzitutto a garanzia, diciamo, della salute dei cittadini e del reddito delle nostre imprese, ma anche da un punto di vista, diciamo, etico importante per evitare che appunto la produzione di cibo da qui a 30 anni magari possa essere concentrata nelle mani di poche persone. Invece l'agricoltura, per fortuna, è l'esempio di democrazia più assoluto che esiste nel mondo, insomma. Ecco, lei diceva una raccolta firme che partirà dall'Italia, che coinvolgerà altri 4 paesi. Quali sono questi 4 paesi che quindi aderiscono a questa iniziativa? Per il momento dovrebbero essere perché insomma anche lì bisogna capire bene quali sono i rapporti di forza: la Francia, la Spagna, la Grecia e l'Austria, forse, insomma, se si allineano. Questi sono i paesi che dovrebbero essere. Paesi che hanno quindi le stesse problematiche. Beh, sicuramente i paesi dell'area mediterranea, quindi mi riferisco a Grecia, Spagna e Francia, sono quelli con cui molto spesso riusciamo ad andare un pochino più d'accordo, perché anche loro hanno il tema della distintività tra i temi che combattono. Tuttavia non sempre siamo d'accordo su tutto, perché per esempio in Francia hanno lasciato che fosse inserito il Nutri-Score, che è invece un sistema di etichettatura completamente sballato, è quel sistema di etichettatura che dice che il parmigiano reggiano, per intenderci, ha il semaforo rosso e la Coca-Cola ha il semaforo giallo, insomma, ecco, quindi anche lì vedete che non sempre riusciamo ad essere allineati, però sì, diciamo, l'idea è quella di coinvolgere paesi un pochino più vicini da un punto di vista culturale, proprio per provare a mettere freno a questa deriva che arriva evidentemente in maniera particolare dal nord Europa, dove non c'è questo tipo di cultura, non c'è la dieta mediterranea, non c'è un'attenzione al cibo e alla sua provenienza, e quindi è difficile anche spiegare e far capire determinati tipi di meccanismi, insomma. Ecco, io ho visto davvero un'adesione massiccia. Sì. Vi aspettavate un'adesione così importante? Beh, allora, devo dire, i nostri soci sono sempre molto presenti. Noi siamo partiti, io sono direttore anche della Federazione di Belluno, siamo partiti con soci delle federazioni di Treviso e Belluno, quasi 500 persone, erano 10 pullman, e devo dire che ieri al ritorno ci confrontavamo appunto un po' su quello che abbiamo visto, e i soci erano da una parte molto contenti perché effettivamente mi dicevano: abbiamo toccato con mano finalmente qualcosa che ci avevano raccontato ma che in effetti non eravamo riusciti ben a comprendere, se non appunto vedendo dal vivo questo tipo di situazioni. Dall'altro preoccupati, evidentemente, preoccupati perché questo è un fenomeno che mangia, il fenomeno dell'Italian Sounding mangia miliardi di euro di PIL che sono sottratti evidentemente alle nostre imprese, che evidentemente, se fossero maggiormente difese, probabilmente avrebbero un reddito più garantito e più elevato. Ecco, noi stavo anche vedendo ieri, l'abbiamo sentita proprio su questa protesta, e ai controlli delle forze dell'ordine avete visto, insomma, i controlli proprio dei carichi che arrivavano. Certo, sì, beh, è chiaro, noi non ci siamo sostituiti alle forze dell'ordine, abbiamo semplicemente assistito a quella che era la loro normale, rituale attività, e devo dire che c'è stata una grandissima partecipazione anche da parte loro, perché insomma anche a loro abbiamo spiegato di che cosa si trattava, e abbiamo coinvolto anche gli autisti dei TIR. Lo stiamo vedendo, direttore. Sì, ecco, abbiamo coinvolto anche gli autisti dei TIR, a cui abbiamo regalato una busta di mele del Trentino, proprio per fargli capire che insomma non avevamo nulla contro di loro, ma semplicemente contro un sistema che gira in questo modo e che evidentemente in qualche modo va affrontato. Ecco, partirà questa raccolta firme, che cosa vi aspettate? Beh, ci aspettiamo senz'altro di portare a casa l'obiettivo, e ci aspettiamo che con il rinnovo dei vertici europei che si terrà il 9 giugno
coloro i quali andranno a rappresentare l'Italia e spero anche gli altri paesi del nord Europa che fino alla precedente legislatura hanno fatto blocco per favorire un Green Deal che era oggettivamente insostenibile per l'agricoltura, ci sia una apertura diversa nei confronti di queste tematiche. Si capisca definitivamente che l'agricoltore non è colui il quale inquina o ha interesse a fare determinate pratiche che non sono così gestibili e conciliabili con la collettività, anzi l'agricoltore è il primo che prova a utilizzare meno fitofarmaci possibili, perché i fitofarmaci rappresentano un costo aziendale e anche perché fisicamente lui sta nei campi a operare, per cui insomma l'obiettivo è proprio quello di arrivare ad una agricoltura sempre più sostenibile anche con l'aiuto delle nuove tecnologie, ma con un percorso che sia virtuoso e che sia lento, che riesca a conciliare anche alcuni aspetti di natura economica e di natura sociale che in qualche modo vengono coinvolti all'interno di questa transizione, che non a caso si chiama transizione, altrimenti si sarebbe chiamata, che ne so, svolta o stop, insomma una roba del genere. Ecco, vogliamo ricordare per far capire bene ai telespettatori cosa chiedete esattamente, perché magari non è chiaro. Sì. Ecco. Allora, innanzitutto lo diceva poco fa il presidente Guderzo da Vicenza, l'applicazione del principio di reciprocità. Questa è la prima caratteristica che deve essere inserita all'interno della normativa europea. Mi spiego rapidamente così ci capiamo e faccio capire ai telespettatori una roba che è un pochino complicata. Se noi abbiamo dei limiti all'utilizzo di fitofarmaci piuttosto che dei limiti di natura tecnica per la produzione dei nostri prodotti, questi limiti che sono molto stringenti in Europa ed in particolare in Italia devono essere applicati anche e soprattutto alle merci che vengono importate, altrimenti che cosa succede? Che noi utilizziamo e rispettiamo queste norme molto stringenti, sostenendo quindi anche dei costi notevoli, perché chiaramente l'applicazione di norme stringenti implica un incremento dei costi all'interno delle nostre aziende agricole. Dall'altra parte invece l'applicazione di questa regola non c'è, quindi c'è una concorrenza sleale perché loro producono a prezzi inferiori e in più non c'è la salvaguardia della tutela della salute pubblica, perché questi prodotti praticamente non vengono prodotti in Italia ma vengono importati dall'estero. Ecco, questo è il principio di reciprocità. Poi c'è un altro principio che va affrontato all'interno del codice doganale, che è quello dell'ultima trasformazione. Ecco, ieri abbiamo visto una marea di camion di cosce di prosciutto che arrivavano dal nord Europa. Ecco, queste cosce di prosciutto arrivano in Italia, fanno la cosiddetta ultima trasformazione, che consiste semplicemente magari nella salatura piuttosto che nell'utilizzo di aromi, e quindi questo tipo di attività basta per rendere legale il fatto che quel prosciutto poi abbia una etichetta e una bandierina italiana. Ecco, tutto questo non è per nulla sostenibile, perché ribadisco, le nostre aziende, in particolare i nostri allevatori, sono degli allevatori molto bravi nel rispettare il benessere animale. In Italia non esistono casi di allevamento intensivo così come invece esistono nel nord Europa. Ecco, se noi siamo virtuosi non vedo perché non debbano farlo anche gli altri, e soprattutto se intendono esportare in Italia i loro prodotti devono rispettare appunto con il principio di reciprocità quella che è la nostra posizione molto rigida rispetto a questi standard. Ecco, prima poi di chiederle che cosa vi aspettate, nel senso che essendo tanti anni che protestate e non avete avuto ancora una risposta alle vostre richieste, io non so se la regia può mandarci in onda proprio un po' la voce raccolta proprio degli agricoltori, se riusciamo a mandare in onda questo servizio e poi magari lo commentiamo insieme. Che cosa ne pensa? È giusta questa protesta? Secondo me sì, perché ovviamente preclude la possibilità ai nostri di avere prodotti di eccellenza e quindi sicuramente è una protesta giusta. Secondo lei ci vorrebbe anche più attenzione da parte dei consumatori? Certo, dovrebbero leggere
dovrebbero guardare bene le etichette e considerare veramente cosa c'è dentro in questi prodotti. Beh, sicuramente leggere le etichette è importante, però anche tanti si fanno prendere dal prezzo che sicuramente è molto più basso nel non made in Italy. Dovrebbe leggere le etichette, capire da dove vengono, come vengono prodotti e poi decidere. Quindi è responsabilità anche del consumatore? Sicuramente, per far cambiare le cose. Secondo lei durante la spesa il consumatore dovrebbe essere più attento a leggere l'etichetta? Io controllo sempre che siano possibilmente made in Italy, sia il latte in modo particolare, ma anche, che ne so, la pasta fatta con grano italiano e compagnia bella, insomma. Controllo. Secondo lei è una protesta giusta questa? Secondo me sì. Dovremmo farci valere di più con l'agricoltura, perché questi europei qua non lo so cosa vogliono combinare. Penso semplicemente che hanno ragione, perché io sono italiano, voglio mangiare italiano e mi va bene tutto quello che è made in Italy. Secondo lei ci vorrebbe più attenzione da parte dei compratori al momento dell'acquisto, quindi guardando bene l'etichetta dei prodotti? La colpa è anche un po' degli italiani, perché non guardano mai la provenienza del prodotto. Ecco, questa è l'opinione di alcuni dei cittadini. Il problema è proprio che però le etichette a volte sono etichette made in Italy, ma non sono made in Italy. Bene, sì, allora diciamo questo servizio è assolutamente illuminante, nel senso che è chiara la posizione del consumatore. Il consumatore di fronte ad un prodotto che è italiano magari è disposto a spendere anche qualche euro in più perché si sente più tutelato, quindi diciamo a conferma di quello che dicevamo proprio poco fa. Quindi l'obiettivo è esattamente quello: tracciare e etichettare, tenendo conto di quei due principi di cui parlavamo prima e facendo in modo che il consumatore possa scegliere. Cioè, io non voglio dire in questa sede che il prosciutto prodotto in Germania sia peggiore del nostro, io voglio dire soltanto che dobbiamo mettere nella condizione il consumatore di poterlo scegliere. Poi sceglierà sulla base del prezzo, magari quello tedesco, o sulla base di un affidamento maggiore, quello italiano. Però noi questa cosa ai consumatori la dobbiamo, ma anche e soprattutto alle nostre imprese che non possono ancora subire questi comportamenti sleali. Che cosa vi aspettate adesso dall'Europa? Raccolta firme ovviamente che porterete, che cosa vi aspettate? Come dicevo prima, ci aspettiamo che la nuova Commissione europea dia una svolta a questo Green Deal e lo faccia rendendolo più graduale, perché noi non ci sottraiamo a quelle che sono le nostre responsabilità rispetto agli aspetti ecologici della gestione dell'agricoltura, anzi spingiamo molto fortemente per esempio sull'ETEA, su quelle che sono le nuove tecniche agricole, agricoltura 4.0, l'utilizzo dei droni, il risparmio idrico, insomma noi ci battiamo per questo tipo di attività, però questo non deve significare che il reddito delle imprese agricole debba essere messo a repentaglio appunto da una svolta green che poi diventa insostenibile per loro. Ecco, la domanda era: vi aspettate e ci credete ad una risposta? Beh, ma come sempre, guardi, noi questa è la quinta volta che andiamo al Brennero, dal lontano 1983, e tutte le volte abbiamo portato a casa dei risultati. Per esempio, l'ultima volta che siamo stati al Brennero sono arrivate le etichettature obbligatorie per l'olio, per la pasta, per la carne, insomma, quindi voglio dire, i risultati si portano a casa. E questo tipo di manifestazioni servono sempre per avvicinare di più quelle che sono le esigenze delle imprese agricole e le esigenze della collettività, che molto spesso si sovrappongono. Io la ringrazio intanto. Grazie perché insomma, speriamo che dall'Europa arrivi davvero un segnale forte di una svolta insomma, che richiedete e la richiedono anche i consumatori, non solo certo. la collettività. E noi siamo sempre al loro fianco, certo. La ringrazio, io mi fermo, ringrazio davvero Giuseppe Satalino per essere stato con noi. Pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio con altra cronaca e altri collegamenti. Siamo tornati nuovamente in studio ed ora parliamo di un progetto importante che ha visto coinvolti 2 trevigiani alle terme di Caracalla con progettisti di Caracalla allo Specchio. Lo facciamo insieme a Paolo Bornello, che è proprio uno di questi professionisti. Lo vedo già nello schermo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Insomma, un progetto importante fatto a step, il primo vi ha visti coinvolti,
che cos'è? Intanto l'importanza di questo progetto. Dunque l'importanza è dovuta intanto al sito, perché siamo a Roma ed è nella zona archeologica principale di Roma, del Palatino. Siamo all'inizio della Via Appia, del Parco della Via Appia, e questa è la prima, è la location, la cosa più importante. La seconda cosa più importante è che c'è l'intenzione della sovrintendenza e anche del Comune di Roma di recuperare a Parco Urbano l'area di Caracalla, che misura 10 ettari, per cui una riqualificazione del verde, ma soprattutto una rivitalizzazione. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che ci sarà una fruizione, diciamo, contemporanea con performance, spettacoli, la possibilità di fruirne come un parco, insomma, non soltanto diciamo come adesso un'apertura di tipo museale. Ecco, insomma, viene riportata un po' la vita, una delle aree più belle, queste, sì. Le stiamo vedendo anche dalle foto. Riportare alla vita il termine giusto. Ecco. È il termine giusto, perché così era nell'antichità, cioè c'era la cura mensana in corpore sano, c'era la cura del corpo con palestre e piscine, ma anche la cura della mente con biblioteche, zone d'incontro, un latino, in poche parole. Ecco, questa è stata una prima parte, un primo step, e poi ci diceva ci saranno le altre due fasi per riportare proprio, come dicevamo prima, alla vita questo sito. Sì, certo, il primo step è stato proprio riportare l'acqua alle terme, per cui questa grande vasca di 1200 metri quadri, sono 10 centimetri d'acqua con fondo nero, con giochi d'acqua, e soprattutto c'è un palco in mezzo all'acqua che servirà per rappresentazioni, presentazioni di libri. Poi devo dire che Caracalla ha un grande fascino internazionale, per cui richiamerà appunto utenti da tutto il mondo. Senta. E questa è la prima fase. La seconda invece sarà un recupero a parco, per cui il verde sarà usato proprio per creare spazi a livello architettonico. Difatti nel nostro team c'è anche il professor Provasi, che è un botanico, e abbiamo studiato verde come partendo da un verde tipicamente romano, per cui non so, l'Africa romana, l'Asia romana, eccetera, eccetera. E questo è il secondo step. Il terzo step invece sarà il ridisegno del nuovo ingresso, con la nuova biglietteria e con un piccolo ristorante. Senta, che emozione è, insomma, trovarsi in un sito così bello, così storico, così importante. Beh, certo, cioè, il team è stato costruito sul fatto che ci siano professionisti dotati di una sensibilità tale da poter dialogare con il monumento. A partire dalla direttrice delle Terme di Caracalla, la dottoressa San Lorenzi, che è un po' il nome tutelare e l'ideatrice di questo intervento. Poi c'è l'architetto Hannes Pier, altoatesino, che lavora a Milano, e anche lui dotato di notevole sensibilità su queste cose. E poi tutto il team che, come dire, è stato, da un punto di vista archeologico, molto attenti a dialogare con la preesistenza, in buona sostanza.
Da Roma andiamo anche a Treviso, perché insomma lei ha anche un progetto in mente importante che riguarda le mura di Treviso. Sì, io ce l'ho in mente e spero di creare, dibattito su queste idee. Io faccio parte del Rotary Treviso e anche dell'Associazione del Sistema Bastionato, ed è da anni che stiamo promuovendo il recupero delle mura a parco circolare. Un parco che non è soltanto, appunto, come nell'ottica di Caracalla, una conservazione delle mura, ma vorrebbe essere un elemento di sviluppo della città, di unione tra la periferia e il centro, ed è un parco circolare attrezzato in cui vengono dislocate senza timore, senza pudore, attrezzature, cioè asili, e la base di questo è la trasformazione del PUT in zona verde, per cui lasciare solo una corsia per la mobilità elettrica e poi tutto il resto, eliminare la strada e mettere prati, in buona sostanza. Quindi insomma, per capire, una sola via per una sola strada per circolare e tutto il resto verde? Sì, allora gliela dico brevemente. Immagini il cerchio delle mura che fino adesso ha tenuto il centro storico. Siccome si può collegare tutti i pezzi delle mura, il percorso diventa circolare. In più aggiungiamo le mura a livello spaziale, tutto il PUT che diventa zona verde. Nella parte manteniamo una carreggiata per la mobilità elettrica, e cioè sostanzialmente tram oppure autobus elettrici che girano continuamente e distribuiscono nei punti in cui più strategici. Questa sarebbe una vera e propria rivoluzione, mi scusi, per Treviso. Sì, è già uscito, ne abbiamo già parlato, è già uscito sui giornali anche con dei piccoli video e delle foto. Il concetto è che non parliamo solo di quello che si può fare domani mattina, parliamo anche di quello che vorremmo che fosse, cioè ragionare a livello utopico delle cose permette di chiarire gli obiettivi e di accordarci tutti in un dibattito che poi ci porta a delle scelte. E in questo Treviso tradizionalmente manca, per cui insomma sia con Rotary sia col sistema bastionato abbiamo un po' puntato su questo. Un primo risultato è stato quello di bloccare il parcheggio lungo le mura. Difatti abbiamo fatto un dossier che è approdato alla Commissione Cultura a Roma del governo ed è stato calendarizzato, adesso ne parleranno, e questo dossier vorrebbe estendere il vincolo monumentale su tutte le mura e anche sulla fascia di verde antistante le mura, cosa che adesso non è. A livello proprio di tempistiche, quando potrebbe essere fattibile anche un inizio di un progetto di questo genere, e soprattutto ne avete già parlato con l'amministrazione comunale? Allora, con l'amministrazione comunale siamo continuamente in contatto perché riuscire a parlarci a livello di critica costruttiva si può. E l'amministrazione ha già un fondo PNR per la conservazione delle mura, però sta facendo un progetto molto timido e diciamo abbastanza di vista corta. Però diciamo che i lavori di conservazione e di ripulitura sono già iniziati. Per quanto riguarda il parcheggio antistante le mura non si fa più. Per tutto il resto bisognerà attendere uno step di accoglimento da parte del governo del dossier
e poi vedremo cosa succede. Intanto si parte col secondo step di Caracalla. Sì, no, siamo già abbastanza avanti, abbiamo anche la fondi PNR, abbiamo già l'impresa che ha vinto il bando, per cui stiamo già interloquendo a livello di esecutivi. Io la ringrazio davvero. La saluto e le auguro buon lavoro. Grazie anche a lei, grazie e buon lavoro. Noi andiamo avanti e torniamo a parlare di cronaca. Era stato colpito da una scheggia mentre tagliava la legna, muore a 69 anni dopo 3 giorni di agonia in ospedale a Padova. Vediamo se è pronto il servizio. Conosceva a memoria quell'operazione di taglio con la sega circolare Luigi Gastaldello, 69 anni. La stava facendo anche sabato pomeriggio nella sua casa di San Giorgio in Bosco. Erano passate da poco le 16 quando un pezzo di legna appena tagliata è rimbalzata sulla lama colpendola a forte velocità e facendogli perdere i sensi. Disperata la telefonata al 118. Trasportato in elicottero all'ospedale di Padova, Luigi Gastaldello è morto dopo 3 giorni di agonia. In un gesto di grande generosità e nel rispetto delle sue volontà, la famiglia di Luigi Gastaldello ha autorizzato i sanitari all'espianto degli organi per la donazione. E ne abbiamo parlato anche prima con la festa della polizia a Treviso, abbiamo parlato di sicurezza, abbiamo parlato di minori che sono coinvolti in reati, così anche nel Vicentino con risse tra giovanissimi, succede proprio in pieno centro, nel cuore di Vicenza. Il sindaco Giacomo Possamai condanna l'accaduto. Violenze in centro storico. A Vicenza 2 gruppi di giovanissimi entrano in conflitto, spintoni, calci, pugni. Tutto inizia in piazza San Lorenzo e continua in corso Fogazzaro e in contrappe de Muro San Biagio. Il parapiglia viene segnalato alle forze dell'ordine da un autista SVT di passaggio. 3 pattuglie della polizia locale si precipitano sul posto e trovano gli adolescenti in pieno conflitto. I 3 aggressori, tutti di origine nordafricana, sono stati bloccati immediatamente. Uno di loro nella rissa avrebbe sottratto anche il cellulare a un giovane dell'altro gruppo formato da italiani di seconda generazione. 2 sono finiti al pronto soccorso per le medicazioni. Adesso gli investigatori della polizia locale stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica della lite e stamattina sono già state sentite 2 ragazze che erano in compagnia dei 2 giovani feriti. Di sicuro c'è un grande problema di formazione. Da un lato c'è un problema grande nelle famiglie, evidentemente il fatto che ci siano nuclei familiari sempre più disgregati, anche con una fatica sempre più grande nel dare un'educazione corretta ai propri figli, sta impattando in maniera devastante sulle giovani generazioni. E poi c'è un effetto drammatico di emulazione, quindi molto scatta anche rispetto ai social network, quando i ragazzi si macchiano di reati veri e propri come questi, poi pubblicano i video sui social, li fanno girare su WhatsApp, facendo scatenare appunto un effetto emulazione e quindi anche il moltiplicarsi di questi fenomeni. Un fenomeno preoccupante, un segnale inquietante, quello delle risse tra giovani, che indica che c'è qualcosa a livello sociale ed educativo che non funziona. È estremamente preoccupante perché è un fenomeno crescente, l'abbiamo visto a Vicenza, ma l'abbiamo visto ieri a Treviso, in tante altre città del Veneto e d'Italia in questi mesi. È un segno preoccupante sia dal punto di vista sociale, perché si tratta di minorenni e quindi di ragazzine e ragazzini che vanno accompagnati, recuperati e avviati chiaramente a un recupero, ma dall'altra parte anche dal punto di vista della sicurezza, perché si tratta di ragazzi giovani che si picchiano letteralmente in mezzo alla città, quindi è una situazione realmente preoccupante. Ed ora invece nel Padovano, con un grave inquinamento nelle acque dell'Alta Padovana a causa di un guasto ad una cisterna privata, circa 500 litri di gasolio sono finiti attraverso un canale nel fiume Tergola. I danni veri si capiranno nelle prossime ore. Nel frattempo è sotto controllo il grave inquinamento da idrocarburi che ha interessato le acque del fiume Tergola nell'Alta Padovana. Tutto è partito nel pomeriggio di lunedì a San Giorgio delle Pertiche, come ci racconta Andrea Carnio, consigliere comunale delegato alla protezione civile. Io ho ricevuto la prima telefonata da un cittadino indicativamente alle 18 che sentivano odore di gas.
al che mi sono recato sul posto e effettivamente ho riscontrato anch'io un fortissimo odore di gas. Una cisterna privata, assolutamente accidentalmente, ha avuto un guasto che si è riversato poi sui pluviali e a sua volta dentro il canale Rio Volpone. Un lavoro incessante terminato verso le 4 della scorsa notte per evitare che i 500 litri di gasolio sversati nella Rio Volpone e da lì nel Tergola finissero nel Brenta. Un impegno corale che ha visto sul posto anche la presenza di 2 sindaci di San Giorgio delle Pertiche e Campodarsego. Una cisterna in regola, spiega Andrea Carnio. Con i vigili del fuoco, Protezione Civile dei comuni di Campodarsego, San Giorgio e anche della provincia di Padova e il consorzio ci siamo adoperati per posare le barriere assorbenti lungo il Tergola, perché appunto ormai si era già riversato sul Tergola, lungo tutto il percorso del Tergola, che vuol dire attraverso San Giorgio, Campodarsego e Vigonza. In totale sono state posizionate una 50 di barriere assorbenti della lunghezza di circa 3 metri. Adesso il lavoro è a valle, a Stra, dove il Tergola finisce nel naviglio del Brenta. Qui il Genio Civile sta operando sulle chiuse aspirando il gasolio residuo. Al vaglio dell'Arpav i danni alla fauna ittica del fiume. Rimaniamo a Padova perché chiude un altro negozio storico in centro città. Abbiamo raggiunto una delle titolari che ci racconta come sia cambiato il commercio nel cuore di Padova. C'è un altro negozio del centro che chiude, è un negozio storico, 100 anni di attività. Con me c'è Emanuela Benincà che insieme alla sorella Susanna di questo negozio è titolare. Un negozio che è stato fondato da sua nonna 100 anni fa. Bisnonna, mia nonna bisnonna, che era una manager al tempo, perché nel 1924, faccia conto lei, le donne... Quando non si chiamavano ancora già... manager. Bravo. E quindi con grande delusione, e mi viene anche da piangere, abbiamo dovuto prendere questa decisione sofferta, però era impossibile andare avanti per i costi, innanzitutto, affitti, tutto, e in più anche perché il centro è deserto, cioè noi al pomeriggio è come se fosse Ferragosto. Di qualsiasi, l'unico momento che abbiamo un po' lavorato in quest'ultimo anno, perché il 2023 è stato terribile, è stato a Natale. Io non posso non dormire la notte, cioè uno deve lavorare e essere un piacere, non può più essere... Io mi rendo conto della situazione economica delle persone, perché da quando sono aumentati anche i tassi sui mutui, dalle bollette, sappiamo tutti che non ce la si fa con questi stipendi un po' ormai fermi, però quello che a me dispiace è che dallo Stato centrale al Comune, alla Regione, non gli interessa niente di noi, siamo troppo piccoli, interessa solo dei grandi e quindi loro hanno scelto questa politica, ma siamo noi piccolini che facciamo, perché dopo diventeranno città tutte uguali, con tutte le stesse catene e non avrà più senso neanche venire in centro. E poi il food. Ecco, apre. C'è questo tema che voi avete un osservatorio particolare, certo. Siamo proprio nel cuore di Padova, siamo in Piazza delle Erbe e sta cambiando radicalmente la qualità dei negozi, non certo. più piccoli negozi di quasi artigiani, se Bravo. Possiamo dire, ma grandi catene, soprattutto di street food, di certo. Alimentari. Sì, tantissimo. Qua il sabato è tutto mangiare, bere e pochissimo per noi, perché è cambiato secondo me le priorità, specialmente dopo il Covid. E non parliamo del Covid, cosa noi abbiamo perso in termini economici, senza zero aiuti da nessuno. E quindi adesso va tutto questo, perché adesso ho sentito che apre anche Starbucks e quindi loro adesso fanno da padroni, però una città non può essere solo cibo, cioè ci deve essere qualcos'altro, quindi c'è anche un ragionamento probabilmente da fare su quelli che sono i prezzi degli affitti per i negozi. Sono troppo alti,
Io sento degli affitti qua in giro che io non so neanche come fanno, anche se sono delle catene, cioè è impegnativo, voglio dire, perché purtroppo sono pieni i negozi sfitti, è pieno, non so se lei ha visto, però non è come una volta che c'era l'ecocanone che interveniva lo Stato e diceva no, tu devi aprirlo, non puoi lasciare. Preferiscono lasciarli sfitti e qua ci sono già 2 negozi sfitti da 5-6 mesi, qua non so cosa avverrà e quindi anche perché gli affitti sono alti, quindi non ce la fai con tutte le spese proprio giornaliere, io dovrei incassare 3-4 volte di più di quello che incasso. Ecco, con questa amara riflessione della signora Benincà la ringraziamo e sperando che magari ci ripensi, c'è qualche margine di ripensamento. No, purtroppo no. No, purtroppo no. Grazie davvero anche a Francesco Ratai per questo contributo. Noi siamo arrivati al termine di questa nostra edizione. Vi ricordo adesso il meteo. E subito dopo il film Shanghai Surprise. Ringrazio Tony Esposito e Alessandro Granziera che ci hanno seguito fino a qui. A me non rimane che salutarvi, ovviamente la prima edizione ancora domani. Grazie, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Veloce cambio di scenario, tornano piogge e aria fresca, ma per poco. Vediamo intanto il dettaglio di mercoledì 10 aprile. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile, con cielo in prevalenza nuvoloso. Avremo precipitazioni anche a carattere di rovescio, ma in diradamento dal pomeriggio sera. Le temperature saranno in calo, minime tra 10 e 14 gradi, massime tra 15 e 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso molte nubi, come ci mostra la grafica, con deboli piogge sparse via via in esaurimento con il passare delle ore. Temperature minime sugli 11-15 gradi, massime comprese tra 18 e 19 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità, anche qui rovesci ovunque e migliorerà poi nel corso della notte. Temperature minime sui 9 gradi, massime intorno ai 14-15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.